Treviso Tecnologia, società della Camera di Commercio specializzata in innovazione, certificazione e supporto alle imprese, chiude il 2012 in crescita. Il fatturato sale a 2,5 milioni di euro e aumentano i servizi offerti. Più 12% nelle ore di formazione, più 30% di utenti per la tutela della proprietà intellettuale, 68.000 analisi effettuate dal laboratorio chimico, 1.200 test del laboratorio prodotti. Un'attività che dimostra come le imprese trevigiane, nonostante la crisi, non rinuncino ad investire nel miglioramento delle proprie produzioni, come sottolinea il presidente di Treviso Tecnologie, Vendemmiano Sartor. Il nostro compito è di dare il servizio alle imprese, perché riteniamo che attraverso questa nostra azione le imprese possono migliorare le loro capacità sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista anche della qualità dei prodotti. L'azione che stiamo facendo anche di promozione e di informazione porta sempre di più aziende a utilizzare questi servizi che noi facciamo, che ricordo sono innovazione e ricerca e anche formazione tra virgolette specializzata e su misura. Quindi se la gente investe, vuol dire che investe su nuovi prodotti, vuole investire nella propria attività per renderla più competitiva, significa che guarda con prospettiva al futuro. Mi auguro che il dato nostro si traduca nel 2013 in un dato positivo per le imprese che hanno utilizzato dei servizi. La Camera di Commercio di Treviso ha stanziato per il 2013 1.300.000 euro per sostenere, con appositi bandi, iniziative che rafforzino la capacità innovativa e dunque la competitività delle imprese della marca. Lo ribadisce il presidente dell'ente di Piazza Borsa, Nicola Tognana. Allora, la Camera di Commercio ha deciso di stanziare dei fondi destinati a supportare l'innovazione e la ricerca. Faremo un bando che avrà una disponibilità di 1,3 milioni di euro proprio per aiutare le imprese che vogliono innovare e migliorare la loro posizione. Ce n'è assolutamente bisogno. Il lungo periodo nel quale soffre l'imprenditoria veneta trevigiana è tale che se non riusciamo a stimolare qualcosa sul versante dell'innovazione e della ricerca la partita diventerà ancora più complicata.